Benvenuti in diretta su scaritalia.com, il canale di informazione che abbiamo attivato dal 1° di ottobre. Tutti i giorni 15 minuti di aggiornamento, approfondimento, spunti, novità sui tanti temi del lavoro. Questa è una settimana importante perché c'è stato prima un nuovo DPCM con tutta una serie di limitazioni che riguardano molte attività e poi a metà settimana il decreto legge ristori pubblicato mercoledì, in vigore da ieri. La puntata di oggi è tutta dedicata ai contenuti del decreto cosiddetto ristori. Vediamo allora insieme quelle che sono le principali novità e le principali misure introdotte dal governo per dare sostegno al lavoro e alle imprese in questa delicata fase emergenziale che è ripartita con un DPCM che ha introdotto forti limitazioni. Come dicevo, la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale è stata fatta mercoledì, il decreto è entrato in vigore ieri. Molte le novità, cominciamo con quelle più significative. Si parla di decreto ristori perché? Perché nel decreto sono previsti tutta una serie di contributi a fondo perduto che hanno una funzione di ristoro per tutte quelle attività che sono state sospese o limitate. Viene in altre parole previsto un contributo a fondo perduto per i titolari di partita IVA attiva al 25 di ottobre che svolgono in via prevalente una delle attività che è stata toccata dal DPCM che sono riferite ai codici Ateco allegati al decreto legge. Poi con successivi decreti potranno essere introdotte altre attività, ma intanto i contributi sono previsti per quelle attività che rientrano tra i codici Ateco dell'allegato 1. Quali sono le condizioni per aver diritto a questo contributo a fondo perduto e poi qual è la misura del contributo? Le condizioni. Il contributo spetta se l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi riferiti al mese di aprile 2020 è inferiore di oltre 2/3 rispetto a quello del mese di aprile 2019. Quindi dovremo andare a guardare quelli che sono i fatturati e corrispettivi 2019, 2020, aprile, metterli a confronto, se la perdita, se il calo, se l'ammontare del fatturato è inferiore di 2/3 anno su anno, allora si ha diritto al contributo. Questo contributo spetta comunque in ogni caso a quelle attività, a quei titolari di partita IVA che hanno iniziato la loro attività a partire dal 1° gennaio 2019. La misura del contributo, se vi ricordate, nel decreto rilancio c'era già stata l'introduzione di questi contributi e infatti il decreto ristori cosa va a fare? Va a riprendere quella misura e la moltiplica. L'importo del contributo è differenziato in funzione del settore di attività sulla base dei codici Ateco. Varia tra il 100% e il 400% di quanto già previsto dal decreto rilancio. Ad esempio, ci sono alcune attività a cui sarà riconosciuto un contributo pari a quello già riconosciuto dal decreto rilancio e altre attività a cui sarà dato 1,5 volte, 2 o addirittura 4. Per le imprese poi con un fatturato maggiore di 5 milioni di euro prima escluse, il contributo viene calcolato nella misura del 10% del calo di fatturato, comunque con un limite massimo di 150.000 euro. Queste sono le più importanti novità che interessano tutto il settore delle imprese particolarmente colpite dalle limitazioni di DPCM. Poi ci sono una serie di misure che riguardano il sostegno del reddito dei lavoratori che sono stati collocati in cassa o che saranno collocati in cassa. Viene in altre parole rifinanziata la cassa per Covid, con altre 6 settimane dal 16 di novembre
al 31 gennaio 2021. Perché il 16 di novembre? Perché tutti quelli che hanno fatto cassa ininterrottamente dal 13 luglio, data a cui faceva riferimento il decreto di Ferragosto, per 18 settimane vanno a scadenza di fatto a metà di novembre. Quindi senza soluzione di continuità dal 16 di novembre chi ha esaurito la cassa potrà continuare a usare la cassa e avrà ulteriori 6 settimane da collocarsi tra 16 novembre e 31 gennaio 2021. La cassa che viene rifinanziata è cassa per Covid con fatturato. Che cosa vuol dire? Che è prevista, come per le seconde 9 settimane del decreto di Ferragosto, è previsto un contributo addizionale. Il contributo addizionale non è dovuto soltanto da chi ha subito gravi perdite, quindi una riduzione del fatturato pari o superiore al 20%, o hanno attivato l'attività successivamente al 1 gennaio 2019 e quindi il contributo non è dovuto se c'è stata una grave perdita di fatturato, oppure, ecco la novità, se si rientra nei settori che il DPCM della settimana scorsa ha chiuso o per cui il DPCM ha disposto la chiusura o la limitazione in termini di durata temporale dell'attività. Confermata anche la possibilità di chiedere al posto della cassa l'esonero contributivo. Già era previsto dal decreto di Ferragosto, viene rinnovata questa misura e si prevede che le aziende che non chiedono la cassa possono in alternativa godere o richiedere dell'esonero contributivo per una durata massima di 4 settimane, fruibili fino al 31 gennaio del 2021. La misura è nei limiti delle ore di integrazione salariale fruite nel mese di giugno 2020. Viene poi confermata e anzi rivista la disciplina in materia di licenziamenti, perché viene di fatto estesa la proroga del divieto andando a recuperare quella che era la previsione contenuta nel decreto legge 18 del 2020 che per primo aveva introdotto il divieto di licenziamento. Di fatto nel nostro ordinamento dal 17 di marzo vige un divieto di licenziamento, il decreto di Ferragosto aveva introdotto una disciplina in qualche modo che lasciava aperto qualche spazio per procedere ai licenziamenti per quelle aziende che non facevano ricorso alla cassa o avevano esaurito l'esonero contributivo. Di fatto con il decreto ristori viene prorogata per tutti, indipendentemente dalla fruizione da parte del datore di lavoro del trattamento di cassa integrazione o dell'esonero contributivo, viene di fatto prorogato il divieto di licenziamento per motivi oggettivi, il divieto di avviare o comunque l'obbligo di sospendere procedure di licenziamenti collettivi fino al 31 gennaio 2021, poi vedremo se questa misura sarà ulteriormente prorogata. Ancora novità importanti per quel che riguarda le assenze dei lavoratori. Sono ripartite le scuole, sono tanti i casi di quarantena dei figli per contatto avvenuto in ambito scolastico. Con il DPCM è stata reintrodotta in via obbligatoria la DAD, la didattica a distanza per i ragazzi che frequentano le scuole superiori, ma la didattica a distanza può essere anche prevista come misura restrittiva ulteriore nelle regioni anche per chi frequenta la scuola primaria. Che cosa fa il governo? Introduce allora delle misure di sostegno per i genitori con figli minori. Ecco la misura: il genitore con figlio minore fino a 16 anni potrà svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile per tutto il periodo di quarantena del figlio convivente, nonché nell'ipotesi di sospensione dell'attività didattica in presenza. Sappiamo che oggi la regola è la didattica a distanza per il 75% e quindi molti dei nostri figli fanno 4 giorni a casa e un giorno in presenza, o 5 giorni a casa e un giorno in presenza.
Bene, i genitori con figli minori fino a 16 anni potranno svolgere prestazioni di lavoro in modalità agile per tutto il periodo della quarantena oppure nell'ipotesi di sospensione dell'attività didattica in presenza. Resta in alternativa la possibilità di chiedere il congedo a carico dell'INPS laddove sia impossibile rendere la prestazione a distanza in modalità agile, ma questo vale soltanto per genitori con figli fino a 14 anni. Invece, nel caso di figli di età compresa tra 14 e 16 anni c'è il lavoro agile, ma se non si può lavorare in modalità agile, i genitori hanno diritto di astenersi dal lavoro senza corrispondenza di retribuzione, senza indennità, senza congedo, tuttavia con divieto di licenziamento da parte del datore di lavoro e diritto quindi alla conservazione del posto di lavoro. Altre misure pure importanti le segnaliamo veramente per punti: il reddito di emergenza, il cosiddetto REM, confermato anche per novembre e dicembre 2020 a quei nuclei familiari che erano già beneficiari della quota di REM prevista dal decreto di agosto, nuove indennità nella misura di 1.000 euro per tutta un'ampia platea di beneficiari, sono i lavoratori stagionali del settore del turismo e degli stabilimenti termali, ma anche di settori diversi, i lavoratori intermittenti, occasionali e in particolare i lavoratori dello spettacolo. Di tutto questo torneremo a parlare nei webinar della settimana prossima, sono 3 i webinar in programma. Mercoledì ci sarà insieme a me un approfondimento sul decreto ristori e le prime anticipazioni della legge di stabilità prevista per il 2021, tema davvero importante perché cercheremo di dare alcuni dati, alcune anticipazioni, alcune indicazioni per iniziare a costruire il budget dell'anno prossimo tenendo conto di quelli che sono quelle misure che impattano sulla dinamica dei costi. Poi martedì invece gestione delle assenze del lavoratore per problemi collegati al Covid, abbiamo preparato un vademecum che illustreremo con tutte le casistiche e tutte le risposte alle domande. La domanda è come gestire le diverse ipotesi di assenza del lavoratore per fatti collegati al Covid. Invece giovedì per il programma Reset, strumenti per lavorare in gruppo e a distanza, tema molto importante perché molti di noi sono tornati a lavorare in smart working da remoto a distanza e quindi c'è il tema di quali sono gli strumenti che abbiamo, come usarli, quali cautele e quali prescrizioni da dare ai lavoratori. Fine della prima parte, seconda parte, domande e risposte. Due le domande che abbiamo segnalato oggi. La prima domanda riguarda le nuove procedure per la cassa integrazione. La domanda è questa: resta da inviare l'informativa ai sindacati anche per le ulteriori 6 settimane di cassa integrazione? La risposta è sì. Perché? Perché la precedente informativa aveva comunque un termine che è scaduto, quindi la procedura non cambia, sempre quella prevista dal decreto legge 18 del 2020, informativa, consultazione, accordo sindacale obbligatorio per la CIG in deroga con più di 5 lavoratori. La seconda domanda: per notifica dell'autorizzazione CIG, cassa in deroga e FIS, cosa si intende? Data della PEC o pubblicazione sul cassetto INPS? Sono tecnicalità ma sono domande importanti. La risposta: qualsiasi sia l'ammortizzatore sociale per il quale si fa richiesta di trattamento integrativo con pagamento diretto, la decorrenza dei termini per l'invio del modello SR41 è dalla ricezione della PEC in cui si dice che la cassa è stata autorizzata. Queste due delle tante domande a cui abbiamo dato risposta questa settimana qui attraverso il nostro portale espertolavoro.com e due delle domande che sono poi emerse anche nel webinar che abbiamo fatto questa settimana qua proprio sulle anticipazioni in materia di cassa. L'ultima parte, storie e interviste. In questa sezione, come sappiamo, segnaliamo articoli del nostro magazine Laborability.
tra le sezioni di Laborability c'è anche quella delle pillole del lavoro. Sono brevi contenuti che cercano di fare chiarezza su temi tecnici. Quello che vi proponiamo oggi è un approfondimento davvero importante perché, come sappiamo, da luglio del 2020 sono state introdotte tutta una serie di misure di taglio del cuneo fiscale che consentono ai dipendenti di ricevere in busta paga un importo pari a 100 euro, poi degradante in ragione dei limiti di reddito, che è quello che ha preso il posto del cosiddetto bonus Renzi. La domanda che ci hanno fatto in tanti è: in quali casi questo bonus si deve restituire? Ci sono dei casi in cui abbiamo percepito il bonus e lo dobbiamo restituire? Bene, lo abbiamo approfondito in questo articolo di Laborability a cui vi rimando. www.laborability.com, potete trovare tutto. Chiudiamo riproponendovi questa settimana una delle nostre interviste, l'intervista con Gianluca Magnani, Corporate HR Director di Fidea Farmaceutica, relatore ad Agenda 2030. L'abbiamo intervistato in questa settimana e l'intervista è davvero bella, vale la pena rivederla. 2 minuti e poi a tutti grazie e buona continuazione. Agenda 2030 è stata un'occasione unica per rivedere nuovamente le persone, è la cosa che forse ci è più mancata nei mesi precedenti. È stato anche importante in termini di riflessione su quello che è accaduto, ma anche e soprattutto pensare a quello che ci aspettava. Forse non ci aspettavamo allora quello che sta succedendo adesso. Uno dei temi chiave che sono emersi durante l'incontro era proprio la centralità delle persone in quel momento di difficoltà, ma questa centralità rimane ancora adesso. Credo che uno dei temi su cui dovremo lavorare molto in questo periodo, più ancora che nel passato, è il tema della fragilità, fragilità delle persone, fragilità delle organizzazioni. Se all'inizio di questo periodo c'era stato un afflato solidaristico, ci sentivamo tutti parte di una stessa situazione, adesso stanno emergendo spinte individuali e difficoltà che ciascuno ha diverso dagli altri. E quindi questo sarà sicuramente un tema sul quale dovremo lavorare nel prossimo periodo. Direi che lo stimolo che è arrivato maggiormente è proprio quello collegato alle persone. Abbiamo parlato durante l'incontro del fatto che stavo lavorando in un percorso di sviluppo a livello sia individuale che collettivo sulle persone e sulle organizzazioni. Ecco, direi che lo stimolo che mi è arrivato e che ci ha fatto capire che forse questa direzione giusta è proprio quest'ultimo aspetto, collegato un po' anche alla fragilità di cui si parlava poco fa. Quindi continuare a lavorare su questo percorso, accelerare ancora di più questo percorso di lavoro sulle persone. Un lavoro che ora più che prima richiede una forte attenzione all'ascolto delle persone, all'ascolto dell'organizzazione. Quindi direi che gli stimoli ricevuti hanno in parte confermato un percorso su cui stiamo lavorando, ma ci hanno anche spinti a andare oltre questo percorso, quindi a spingere ulteriormente, soprattutto in questa fase dove le persone avranno ancora più bisogno di prima di essere ascoltate, di sentirsi al centro, non emarginate rispetto a quello che sta accadendo all'esterno.